Innanzitutto, prima di iniziare la cerimonia di concorso, volevo dare la parola al presidente dell'associazione Zeneda, che ha organizzato questo premio speciale di Vittorio Veneto, al signor Aldo Bianchi. Buonasera intanto e grazie per essere intervenuti in questa sala meravigliosa, che è stupenda, è la storia di Zeneda, nella fase più antica, è il nostro gioiello di Zeneda. Questo concorso ha avuto un lungo percorso, sfortunatamente con queste cause che appunto abbiamo sentito portate la mascherina e qui c'è l'obbligo, quindi siamo stati un po' condizionati. Però vi ringrazio di cuore perché nel nostro pensiero era questa fase così difficile di non avere tanta compagnia come oggi. Vi ringrazio molto, ma molto, perché abbiamo lavorato molto con tanta difficoltà e poi questo concorso nasce con la voglia di fare cultura in ogni angolo, in ogni posto, almeno di Zeneda, ma di Vittorio, che ormai il fatto culturale di Vittorio è assaporato molto. Quindi, buonasera. Quel che volevo dirvi è che devo ringraziare innanzitutto la collaborazione dei vari assessori, perché questo concorso ha mirato un po' nel suo circondario e abbiamo i vari rappresentanti di assessori, qualcuno manca proprio per l'impegno politico, però hanno annunciato, hanno collaborato con noi per poter fare una buona riuscita di questa cosa. Quindi ben tutti gli assessorati e i comuni intorno hanno collaborato con noi. Questo è credo un merito perché in qualche modo ci hanno creduto i vari comuni e quindi questa è una bella cosa. Poi andare avanti con il percorso abbiamo scelto questa giornata perché proprio è un concorso dedicato alle donne. La nostra ambizione sarebbe quella di arrivare almeno in provincia, andare di là, andare di qua. Comunque ho visto che dedicarlo nel giorno della donna è anche un pregio valore, ma non tanto per il concorso, perché le donne meritano veramente qualcosa di più. Ed è giusto considerare la donna in ogni, nell'atto culturale, nelle cose più belle che possa esistere, ha un dono, quello della creatività, quindi la donna è meravigliosa, è la nostra compagna di vita, perciò dedichiamo questo concorso alla donna in particolare. E abbiamo avuto un buon successo, anche un buon riscontro di scrittrici e quindi credo che tutto vada al segno positivo. Nel ringraziare ritorneremo poi dopo, naturalmente, ma quello che più preme naturalmente è di ringraziare i partecipanti, perché hanno pazientato per questa cosa. Intanto pian piano ne riparlerò ancora, spero che questo successo mi dà coraggio, mi dà la forza di poter continuare, magari col seguito faremo ancora meglio e ancora di più, seppur oggi è riuscita bene. Vi ringrazio e tanti auguri alle donne intanto. Bene, posso dire senza retorica che questo primo concorso letterario Città di Vittorio Veneto è stato, come diceva prima Aldo Bianchi, è stato organizzato con entusiasmo, veramente con entusiasmo e amore alla cultura, che è la mission dell'associazione Zeneda e del suo presidente. Ma è stato anche estremamente sofferto per i continui aggiustamenti organizzativi causati dall'emergenza sanitaria. Ed ecco perché ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito con pazienza, accettando di volta in volta i cambiamenti di date, orari, luoghi, quindi la pazienza degli assessori che si vedevano arrivare delle mail che aggiustavano e anche delle scrittrici. Finalmente oggi abbiamo individuato, nella giornata proprio di oggi, che è una data iconica per tutte le donne, la giornata giusta per celebrare questo concorso dedicato alle scrittrici. Innanzitutto ringraziamo gli assessori che hanno con noi collaborato.
Innanzitutto Antonella Uliana, la dottoressa Antonella Uliana, assessore della cultura di Vittorio Veneto. Se vuol dire una parola. Grazie a tutti quanti voi di essere qui questa sera. Ringrazio l'associazione per aver così caparbiamente, nonostante tutte le difficoltà, per aver voluto essere riuscita a mettere in piedi questo primo concorso al quale ha voluto dare il nome della nostra città, la città di Vittorio Veneto. E di averlo poi, lo sappiamo tutti che è stato un percorso molto difficile, accidentato, per averlo voluto comunque oggi, il giorno della donna. E badate bene che non dico la festa della donna, oggi proprio non mi sento di dire che è la festa della donna. Il giorno che ricorda la donna, ma oggi il ricordo, e approfitto per dirlo, è il nostro pensiero, va a tutte quelle donne che stanno soffrendo, a tutte quelle madri, figlie, mogli, che stanno scappando dalla loro città, dall'Ucraina, con i loro bimbi piccoli, con poche cose, abbandonando la loro casa, abbandonando i loro compagni. Ma il pensiero va anche a tutte quelle donne che hanno subito violenza in questo contesto della guerra, a tutte quelle che hanno deciso di abbandonare il loro posto di lavoro, perché contrarie al regime che ha voluto questa guerra, come per esempio la presidente del teatro di Mosca. E il pensiero va sicuramente anche alle donne che hanno deciso di rimanere lì, nell'inferno, di imbracciare il fucile e di essere al fianco di coloro che resistono. Ecco, oggi la giornata delle donne merita un unico pensiero e va rivolto assolutamente a loro. Grazie. Complimenti, grazie. La dottoressa Antonella Caldart, assessore alle politiche scolastiche, giovanili, alle pari opportunità. Una parola di apprezzamento per la sua estrema sensibilità, per il suo impegno continuo che si è concretizzato in molte iniziative, importanti iniziative, per le donne, visto che ne stiamo parlando, per le nostre donne, e soprattutto il suo progetto Donna al Lavoro. La parola. Sì, grazie. Buonasera a tutti anche da parte mia. Come ha detto la mia collega Uliana, certamente oggi c'è poco da far festa, però se anche noi oggi abbiamo dedicato questa giornata al ricordo, ma non solo al ricordo, all'attenzione a queste donne che stanno davvero soffrendo e sono vittime di una violenza inaudita e senza senso in questo periodo storico. Le abbiamo ricordate oggi all'inaugurazione della terza panchina che è presente, è stata installata a Vittorio Veneto in un percorso più lungo voluto dalla Commissione Pari Opportunità per raccontare le diverse tipologie di violenza a cui le donne possono essere soggette. Quella di oggi, la panchina di oggi, è una panchina che parla di violenza verbale e mi piace ricordarlo perché si collega alla forza della parola per cui noi oggi siamo qui. E la panchina, e mi piacerebbe che voi tutti e tutte andaste a vederla, è in piazza San Giacomo ed è stata illustrata da alcune giovani ragazze che hanno proprio riportato delle frasi violente che normalmente purtroppo ci vengono dette, scrivendo a fianco la stessa frase in senso positivo, a dimostrazione di come si possa comunicare lo stesso messaggio non necessariamente in modo violento, anzi mettendolo in senso positivo. Ecco,
La parola in questo momento è importante come vediamo qui oggi, e la forza della parola al femminile diviene uno strumento di pace con cui noi tutte insieme davvero possiamo dare il nostro apporto come posso dire, speriamo alla fine veloce di questo conflitto, ma senza dubbio al sostegno anche di tutte quelle nostre amiche donne che in questo momento ne stanno soffrendo. Per cui non entro nel merito del percorso Donne al Lavoro, che comunque è un percorso pensato per favorire la promozione della donna abbiamo iniziato nel post pandemia, continuiamo in questo periodo con 2 iniziative, una il sabato mattina per le donne che vogliano avvicinarsi al tema dell'educazione finanziaria, perché divenire indipendenti dal punto di vista della conoscenza della gestione del nostro denaro, anche a livello familiare, è molto importante per essere libere. E dell'altro percorso che si terrà proprio in questa sala a fine marzo, inizio aprile, con 3 serate con una libraia che ci leggerà dei brani o di romanzi o di poesie scritti da donne, da scrittrici di tutto il mondo, affrontando i 3 temi: i soldi, quindi ancora ribadire l'importanza dell'indipendenza economica, e poi gli uomini, il rapporto nostro con gli uomini, e un terzo tema di altrettanto interesse a cui fin d'ora vi ovviamente invito a partecipare, perché ripeto, il fil rouge ancora una volta sarà proprio la forza delle nostre parole. Grazie. Grazie. L'assessore di Tarzo, la dottoressa Michela Cesca. Vuol dire 2 parole? Grazie. Sì, anch'io porto i saluti del Comune di Tarzo. Ringrazio l'associazione innanzitutto per averci coinvolto in questo concorso. È stato veramente un piacere partecipare e essere in qualche maniera anche noi, aver supportato il concorso. È stata una bellissima occasione di collaborazione fra donne, cosa non da poco. Mi unisco alle riflessioni molto importanti fatte dagli assessori che mi hanno preceduto e in questa giornata internazionale della donna l'augurio intimo che mi faccio e che faccio alle donne è quello di poter essere presenti nel proprio presente e autrici, visto che oggi di autrici parleremo, autrici della propria vita, del proprio futuro, ed essere protagoniste sia nella vita di tutti i giorni ma anche nella politica, nella società. Questo penso sia un augurio che purtroppo è ancora augurio soltanto in certi frangenti, per cui lo auguro a me e lo auguro anche a tutte voi. Grazie. Grazie a lei, grazie. Tarso. Non so se c'è la dottoressa Chiara Zanette di Cappella Maggiore. Cappella Maggiore. Assessore alla cultura. Complimenti. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. È stato un piacere partecipare a questo concorso letterario. Non so se poi lo spiegheranno, però noi assessori abbiamo fatto parte della giuria di questo concorso. Per quanto mi riguarda è stata un'esperienza molto interessante perché mi ha dato l'opportunità di conoscere delle autrici del territorio che non conoscevo, nonostante alcune, ammetto, abbiano anche già pubblicato dei libri. È stato anche comunque un percorso, per quanto mi riguarda, almeno difficile, perché per quanto posso anche avere una laurea in lingue e letterature, giudicare un'opera di un'attrice che poi tra l'altro non si conosce la storia, il vissuto, non è stato facile perché comunque ritengo di non avere le competenze, se vogliamo, per farlo in maniera comunque oggettiva, e quindi spero di aver dato il mio contributo. Ho cercato di essere per quanto possibile democratica nelle mie valutazioni, però penso che la Presidente poi abbia aggiustato il tiro. Come hanno detto le mie colleghe precedentemente, mi unisco a questo pensiero
oggi, che va appunto alle donne che in questo momento stanno vivendo gli orrori della guerra, e in particolare appunto le donne dell'Ucraina, ma non solo. Vorrei ricordarvi che attualmente, proprio in questo momento, ci sono ben 70 conflitti nel mondo, e quindi le donne che stanno soffrendo, madri, figlie, mogli e non solo, sono molto di più, purtroppo. Grazie, buona serata. Grazie e complimenti. Grazie. La dottoressa Alessandra Covre, assessore della cultura di Colle Umberto. Colle Umberto, che piacere. Buonasera a tutti, ci tengo anche a portare i saluti dell'amministrazione di Colle Umberto. Ovviamente ringrazio per questa occasione, andrò a concentrarmi per non essere ripetitiva, ma ovviamente tutto quello che è stato detto in precedenza è condivisibile. Questo è un momento per noi particolare, ma in particolar modo credo che non solo da amministratrice ma da persona devo fare un plauso a chi continua a portare avanti la cultura in momenti difficili, perché cultura è innanzitutto libertà di espressione, e oggi lo sentiamo ancora più forte questa necessità, ma è anche relazione, libertà e civiltà. E quindi grazie a voi che continuate nonostante le difficoltà e che ci date occasione anche di continuare a lavorare insieme anche a livello territoriale, cosa non da poco che bisogna assolutamente riprendere in mano. Tessere relazioni è il nostro futuro, e quindi veramente complimenti. Grazie. Grazie a lei e complimenti, grazie. La dottoressa Elisa Carpenè, assessore della cultura di di Revine Lago, per problemi di giunta non è potuta intervenire, ma per lei, in rappresentanza del comune, c'è la signora Elia Segat. Purtroppo neanche l'assessore Giada Della Libera di Cordignano, anche lei impegnata in giunta, e l'assessore Giulia Beito di Sarmede hanno avuto delle giunte, quindi delle riunioni improvvise. Un ringraziamento particolare appunto agli assessori per aver anche offerto dei cesti di prodotti tipici locali come premio. Bene, poi insieme in questa collaborazione c'era anche la scrittrice Paola Nascimben, che non è qui con noi perché è impegnata a Berlino. Una grande scrittrice impegnata in narrazioni di racconti storici, sia del passato che contemporanei, dei racconti e dei libri veramente di grande suggestione. E ci tenevo a dire proprio che la sua validità di autrice sta proprio nell'affermazione secondo cui è la sostanza, il cuore significativo della scrittura, quindi la sostanza, il cuore, l'emozione. L'apertura della cerimonia è stata emozionante, come abbiamo sentito, grazie alla musica di Pierre-Octave Ferraud, compositore e direttore d'orchestra del primo Novecento e promotore tra i più attivi della musica contemporanea francese. Il brano Bergère captive è stato un brano molto delicato, molto suggestivo, ed è riuscito in un certo senso proprio a catturare il nostro stato d'animo e è riuscito anche a portarlo in uno spazio che ci aiuterà a concentrarci su quello che è la giornata di oggi, quindi sulla poesia, sui racconti. Merito indiscusso di questa atmosfera che si è venuta a creare è di Federica Lotti, flautista, specializzata in musica contemporanea, docente al Conservatorio Benedetto Marcelli di Venezia. Il brano è stato suonato in memoria di Maria Antonietta Scarabel, recentemente scomparsa, quindi è stato un brano anche abbastanza emozionante per Federica Lotti. È
È una musicista, possiamo dire, proprio senza confini accademici, nel senso di stili prestrutturati. Lei è sempre alla ricerca di linguaggi musicali, di forme espressive diverse, spirituali, originali. E voglio riportare un particolare. Anni fa andai a prendere il tè da Federica e lei mi accolse nel gazebo del suo giardino pieno di fiori, di glicini, e le dissi che era un angolo di paradiso. E lei mi rispose che accanto a quel giardino così rigoglioso, lei aveva un giardino interiore dove le note erano i fiori più belli, e stasera ce li donerà. Vorrei fare anche un accenno ai raffinati, non voglio rovinare la sorpresa, ma agli omaggi dei primi premi. Sono dei capolavori preziosi di Sara Marchetto. Purtroppo non è qui perché è impegnata nella mostra in esposizione. Sara, sì, sotto in loggia. Sara Marchetto è una eccellente professionista sia nella conoscenza che nella perizia tecnica nel settore delle arti figurative. Lei è uno spirito libero e di una creatività che non ha vincoli materici oppure vincoli di immaginazione. Dal segno al disegno, alla cesellatura del vetro, alla lavorazione del ferro, fino a trarre da un libro, come vedrete, dalle sue pagine, delle narrazioni spirituali, esistenziali, emozionali. Dalle sapienti pieghe e piegature escono diamanti, poesie, ricordi, racconti, preghiere e tanta, tanta veramente bellezza. Con noi c'è anche il dottor Giovanni Tommasi, medico in pensione e grande esperto, conoscitore, ricercatore storico, che fin dalla tenera età si è interessato approfondendo linguistica, etnografia, storia e storia dell'arte. Ma la sua area di studio, in cui si è maggiormente concentrato, è il nostro Veneto settentrionale. Ancora un ringraziamento particolare per la collaborazione alla Presidente del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, la dottoressa Silvia Della Coletta, alla Presidente del CIF di Vittorio Veneto, la signora Maria Grazia Zamberlan, alla Presidente dell'Associazione Artistico-Culturale per Inciso, la maestra Anna Zaramella, mentre in rappresentanza della LILT di Vittorio Veneto la signora Silvana Caputo. Con i ringraziamenti ci siamo. Ora do la parola al dottor Giovanni Tommasi. Sì. Buonasera, sono molto contento di vedere tante donne. Comincio subito, perché i tempi sono abbastanza stretti, questo mio breve intervento, e inizia proprio con quell'affresco che vedete alla vostra sinistra. È stato fatto da Demin verso il 1845 e rappresenta una fantastica battaglia fra cenedesi e da Camino che vengono sconfitti. Nell'affresco che potete vedere tutti ci sono almeno 6 donne, di cui 3 sono armate e combattono, una addirittura è morta e le altre 3 sono in secondo piano. Ho voluto cominciare con questo bellissimo affresco perché Vittorio Veneto ha una differenza su tutte le altre città anche più grosse che la circondano, cioè è l'unico dove da almeno 1500 anni le donne non sono state solo madri e mogli, ma hanno fatto la storia insieme con i loro uomini. Quindi vi faccio una brevissima carrellata su quello che è un capitolo dell'ultimo volume che è stato fatto dal Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, cioè Vittorio Veneto, Storia, Luoghi e Persone. Chi è interessato lì troverà svolto tutto quanto.
Vi faccio una brevissima carrellata, iniziando dal periodo più antico e arrivando fino al nostro, con delle considerazioni finali. Le più antiche, ovviamente, che conoscete tutti, sono Sant'Augusta e Santa Cita. Qui le vedete, sono nel frontone dell'arca di Sant'Augusta, che è un'arca in pietra che contiene i resti della santa, e è stata scolpita verso il 1460. La Sant'Augusta la vedete a destra, con la palma del martirio che la caratterizza, e Santa Cita, che è la sua nutrice, la vedete a sinistra. Secondo la leggenda, Santa Cita fu la nutrice, convinse la ragazzina a farsi battezzare e accettare il cristianesimo. Il padre Matruk, adirato, la fece torturare per farla abiurare la religione cristiana. Lei si rifiutò finché il padre la fece decapitare. Diciamo, più o meno dal punto di vista storico, questo episodio dovrebbe essere localizzato, diciamo, nel V secolo d.C. In epoca suo padre potrebbe essere stato un capo goto, perché nella leggenda di Sant'Augusta, che è del 1570 circa, è stata scritta da Guido Casoni, viene chiamato un capo barbaro. Queste sono le più antiche. La successiva, che vedete qui sotto, è Sofia, moglie di Guecello da Camino, di Vecelo da Camino. La signora compare nei documenti dal 1155 e muore nel suo palazzo di Mareno, vicino a Cison, nel 1175. Questa è la lapide tombale nell'abbazia di Follina, dove lei ha voluto essere sepolta. La signora era una contessa, anche se non è ben chiaro a quale famiglia appartenesse, mentre il marito era un personaggio in forte ascesa in quel periodo, ma non era nobile. Probabilmente il padre aveva deciso di farla sposare con lei. Lei è nota perché nel 1170 ha donato 8 chiese all'abbazia di Follina. 8 chiese che non avevano solo valore dal punto di vista ecclesiastico, ma anche dal punto di vista economico, perché ogni chiesa aveva dei benefici di terre. E in particolare 2 sono nella zona di Asolo, 2 sono nella Val Belluna e 4 sono nelle prealpi trevigiane cenedesi, diciamo. In particolare ci sono anche la chiesa di Santa Giustina, che esiste tuttora a Serravalle, e la chiesa di Santa Margherita, che era la chiesa del castello di Serravalle, che non esiste più dal Settecento. La signora morì, dicevo prima, nel 1175, era una persona che probabilmente era entrata in lite sia col padre che col figlio, perché il padre era uno dei fideles imperi, era un personaggio principale di tutta questa zona, e d'accordo con l'imperatore Federico Barbarossa. La moglie invece era senz'altro una molto cattolica, molto pia, visto le donazioni che ha fatto, per cui morendo ha lasciato al vescovo di Belluno il suo castello di Zumelle e al vescovo di Ceneda il castello di Serravalle, come vedete in aperto contrasto col marito, ma anche facendo una cosa che per l'epoca era inammissibile. Tant'è vero che poi il marito e il figlio hanno ricorso a un arbitrato impugnando il testamento e hanno vinto, ma vi fa capire la tempra della donna. Questa che vedete adesso è la chiesa di Santa Giustina di Serravalle e è legata alla figura di un'altra donna, sempre della famiglia caminese, Sobrana da Camino. Nel 1200 era sposata con Ugo di Taufers, una nobilissima famiglia tirolese, potete andare a vedere il loro castello anche oggi, è splendido. Nel 1261 resta vedova, torna a Serravalle e presso questa chiesa fonda un monastero che diventerà poi benedettino per donne e sarà la prima badessa
nel 1291 e pochi anni successivo, perché poi muore. Quindi, come vedete, donna è di notevole importanza. La terza è sempre una caminese per matrimonio, è Verde dalla Scala, della famosa famiglia degli Scaligeri di Verona. È la moglie dell'ultimo caminese importante, Rizzardo VI da Camino, muore in battaglia nel 1335 e lei fa costruire questo splendido monumento, che è il più bel monumento gotico non solo di Vittorio Veneto, ma anche di tutto il Veneto settentrionale. Per trovarne a questa altezza dovete andare a vedere le Arche Scaligere a Verona, oppure un paio di sepolcri che ci sono nella chiesa di San Giovanni dell'Ospedale a Venezia. Dovete pensare quanto avrà speso la signora e che tipo di maestranza ha lavorato a questo capolavoro. L'ultima è una cosa più simpatica. Io penso che molti di voi conosceranno la casa vinicola Belenda, è una casa piuttosto famosa, questa è la fotografia di una loro bottiglia. Prende nome dalla località che si chiama Belenda e è a Carpesica, per chi conosce, e la località prende il nome da Donna Belenda, la quale Donna Belenda era una signora di Ceneda che prima del 1348, perché la data è già morta, donò alla cattedrale di Ceneda numerose terre, fra cui anche questa, che prese poi successivamente il suo nome. Siamo nel primo 300. Per arrivare a periodi più vicini a noi, vi parlo della signora Augusta Bastanzi, sposata Bottoli. Bottoli, questo è Giovanni Bottoli, che è il marito, è il capostipite dei Bottoli che esistono ancora adesso a Vittorio Veneto. La signora è nata nel 1827 e era pittrice. Questo per esempio è il ritratto dell'imperatore Francesco II d'Asburgo, in quel momento era imperatore anche del Lombardo-Veneto, ma è famosa specialmente come ricamatrice. Come ricamatrice su seta e su altri materiali ha partecipato nel 1861 alla prima esposizione nazionale italiana che si svolgeva a Firenze. Lei partecipa in un settore particolare, che sono vestimenta, quindi vestiti, tutto quello che gli va dietro. Partecipano 524 espositori italiani e 3 espositori stranieri. Lei è fra gli espositori stranieri perché il Veneto non era ancora stato annesso all'Italia. Vince il secondo premio su 527 partecipanti. Parteciperà poi nel 1871 e 72 alle esposizioni nazionali regionali di Vicenza e di Treviso. Nel 1873 partecipa, sempre con dei ricami, alla Esposizione Universale di Vienna e viene premiata anche qui. E le notizie le potete trovare sulla Gazzetta Ufficiale dell'epoca. Ma l'apoteosi è 1898, partecipa all'esposizione nazionale religiosa di Torino, 1898, vince il primo premio e la giuria stende una lunga documentazione di perché sia stata premiata lei. Brava, perché nel 1898 aveva 71 anni e non so quanto ci vedesse a ricamare ancora. Andiamo avanti. Questo è Palazzo Graziani, che è di fronte al seminario. E qui è nata Aurora Graziani, è una letterata. Ho scelto dei personaggi di varie, per parlare stasera, che abbiano fatto cose diverse l'uno dall'altro. È una letterata, una persona coltissima, parlava 3 lingue, cioè parlava il latino, il greco, il francese, oltre ovviamente l'italiano e penso anche il dialetto cenedese. Il primo sonetto viene stampato, il sonetto suo, nel 1796, quindi la ragazza ha 15 anni. Dopodiché si sposa, avrà 2 figli e muore a 26 anni
però sono noti altri 6 sonetti, tutti di buonissima qualità, che sono stati editi anche dopo la sua morte. La successiva è una giornalista, e è la signora Gabriella Lapasini, nata nel 1927 a Serravalle, e è stata staffetta partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale, sempre militato nella sinistra, a Cortina, dove abitava all'inizio degli anni 50, quindi a 25 anni, ha fondato un giornale, Cortina Cocktail, che ha diretto fino al 56, poi è passato a Roma, dove ha scalato tutte le testate giornalistiche fino a diventare redattrice dell'ANSA, e si è specializzata specialmente sull'America meridionale perché conosceva bene lo spagnolo, quindi ha fatto anche le traduzioni. Ci ha lasciato i racconti del borgo, che sono racconti brevi che parlano della sua Serravalle. Sempre come giornalista, lo dico così per inciso, c'è anche Reginetta Gentili, che fra il 1869 e il 1872 è stata redattrice del giornale torinese Il Passatempo. Era un giornale diretto e redatto da donne e rivolto solo alle donne. Adesso passiamo alla musica. La prima è Giulia da Ponte. È la figlia di Gasparo da Ponte, che è il fratello di Lorenzo da Ponte. È nata a Venezia perché il padre per alcuni anni ha abitato a Venezia. Lei è nata nel 1811. A partire dal 1827-28 si afferma come soprano, prima a Venezia e poi in altre città dell'Alta Italia. Nel 1830 fa una tournée a New York, dove incontra fra l'altro anche lo zio Lorenzo e dove incontra anche quello che sarà suo marito, Giuseppe Steifler, un imprenditore triestino. Torna poi da New York nel 1932, sta un paio d'anni a Venezia, poi passa a Trieste, muore a 25 anni anche lei, con 2 figli, marito e 2 figli. Il marito poi chiamerà sia la madre che la sorella, che sono 2 cenedesi, per andare a accudire ai figli che ha avuto con lei. Seguono altre 2 soprano, ma la fotografia che vedete sotto è Elsa Racanelli, è nata nel 1883 qui a Ceneda, è diventata famosissima fra il 1906 e il 1927, oltre che in Italia ha fatto parecchie tournée in Spagna e anche in America meridionale, specialmente Argentina e Cile. Se la cercate su internet troverete Chilean soprano, cioè talmente famosa che se la sono catturata. Andiamo avanti. Sì, questa è così un piccolo racconto, è la signora Enrichetta Amadio, sposata a Silotti, aveva una privativa, cioè una tabaccheria in pratica dove si vendevano prodotti di monopolio, dove oggi c'è il Quadrilatero, vicino al Caffè Unione. E la signora, fra la fine dell'Ottocento e i primi 10 anni del Novecento, ha un'idea eccezionale per i tempi e per essere una donna. Fa pubblicare delle cartoline a suo nome che vende poi nel suo negozio, per cui buona parte delle cartoline antiche che vedete o che vedrete di Vittorio sono state fatte da lei. Questa è la signora Luigia Franceschinis, sposata con Augusto Agnoli. È una friulana di Magnano di Riviera in provincia di Udine. Arriva lei e il marito alla fine del 1918, quando gli italiani sono rientrati a Vittorio Veneto, gestisce gli aiuti per la popolazione. Nel 19 aprirà una sartoria. Negli anni 20, da vera imprenditrice, si reca a Parigi a imparare e a comprare delle macchine per la plissettatura delle gonne, perché in Italia non ce n'erano. Torna qui, fa fare il salto di qualità, la sartoria diventa modisteria. Dagli anni 30 si va a Milano e inserisce anche un reparto di pellicceria e pellame.
riuscirà a avere il negozio di Ceneda, dove lavora parecchia gente, un negozio a Oderzo, a Oderzo a Conegliano, e 2 punti vendita, uno a Oderzo, uno a Sicilia. Come vedete è un piccolo impero, oggi ci lavora il nipote. L'ultima come benefattrice è Augusta Cesana, della nobile famiglia Cesana di Vittorio Veneto, ma originaria di Lentiai. Muore nel 1965, lascia una cospicua fortuna al comune di Vittorio Veneto, e che viene allegata a quello che è il legato Malanotti del secolo precedente, del 1835, e viene fondato Cesana Malanotti, l'istituto che in questo momento ha 7-8 case diverse, sparse non solo a Vittorio Veneto. Per ultimo, questa suor Pasqua, al secolo Giuditta Capellozza, una veronese, è a Vittorio Veneto dal 1910, suora e infermiera, lavora all'ospedale Serravalle, è un'infermiera che segue anche il reparto chirurgico. Quando per effetto del bando Cadorna del 17 tutti gli uomini di ogni paese dai 15 ai 60 anni devono passare il Piave e andare dall'altra parte con l'esercito, anche i medici dell'ospedale se ne vanno. La suora resta con un paio di consorelle e 2 anziani inserventi che hanno più di 70 anni, quindi che non sono compresi nel bando. I feriti sono tanti, non solo di guerra ma anche di qualsiasi altra evenienza, e quindi la signora diventa chirurgo. Lei chirurgo non era, commette anche un reato perché abuso di professione medica, però i tempi sono così e sono documentati una ventina di interventi anche ricostruttivi, quindi di notevole portata, diciamo chirurgica. Dopo la guerra le viene assegnato la medaglia d'oro, vedete, per i benemeriti della sanità, e a tutti quelli che si complimentavano per la sua bravura ha sempre risposto Dio mi guardava. Quindi un personaggio notevole, e altrettanto notevoli sono queste 2 signore, Emma Tandura e Emma Petterle, rispettivamente la sorella dell'eroe vittoriese Alessandro Tandura e l'amorosa che poi sposerà, che è Emma Petterle. Tutte e 2 per l'aiuto che è stato dato al loro congiunto avranno la medaglia d'argento al valor militare. Quindi, come vedete, una notevole gamma di attività. Adesso vi faccio un mini riassunto. Questa è la nicchia di Samiotracia, la Vittoria, che è diventata il simbolo di Vittorio Veneto dopo la Prima Guerra Mondiale. Anche questa è una donna, è una statua greca trovata nell'isola di Samotracia e è diventata appunto il simbolo. Questo vi ho raccontato dei personaggi scelti nella gamma più vasta possibile. Qui vi ricordo delle date. 1860 le Giuseppine aprono l'istituto che esiste ancora qui a Ceneda. Questo istituto ha una scuola a un convitto, quindi hanno convittrici che vengono da tutto il Veneto settentrionale e dal Friuli, ma le bambine povere possono andare a scuola lo stesso, anche presso di loro, senza pagare, e quindi questo è un grandissimo aiuto anche alla scolarità delle bambine di Vittorio. 1867 è l'apertura dei primi 2 asili infantili a Ceneda. Nel gennaio del 68 sarà aperto anche quello di Serravalle. E apertura di asili infantili vuol dire liberare di una parte del lavoro le donne, che quindi potranno andare a lavorare o potranno comunque gestire con più facilità la propria vita. Vanno a lavorare, e quello è il censimento regionale del 1876. In quell'anno la forza lavoro industriale di Vittorio Veneto è per il 72% fatta da donne. Quindi una percentuale altissima che non avrà mai più un riscontro.
E questo fa capire che le donne cominciano a portare a casa dei soldi anche, non è più il solito lavoro della madre e della moglie, è un lavoro che comincia a pesare anche dal punto di vista economico, quindi prendono coscienza di che cosa stanno facendo. 1982 un'associazione viene fondata qui a Vittorio, un'associazione cattolica per le lavoratrici, una specie di sindacato in pratica, che come primo movente ha quello di pagare gli stipendi alle donne che lavorano ma che sono malate, perché sennò quelli che non erano, tutti gli altri, anche gli uomini, non avevano stipendio quando erano malati. Quindi dal 1902 al 1910 le donne qui a Vittorio si caratterizzano per tutti gli scioperi delle filandiere per migliorare la loro condizione economica. Il 72% erano dovuto al fatto che erano quasi tutte filandiere oppure lavoratrici degli orefici. Censimento nazionale, 1919, anche gli uomini cominciano a capire che le donne, insomma, non sono solo donne. E con un notevole anticipo sul tempi il circolo sportivo di Vittorio Veneto apre la prima sezione ginnica femminile. Non pensiate che fosse una cosa normale, perché il circolo sportivo di Treviso lo aprirà 2 anni dopo, nel 1921. Quindi siamo molto avanti. 1921 il censimento nazionale. Al censimento nazionale del 1921 il 93% delle donne vittoriesi sa leggere e scrivere. È una percentuale altissima e tenete presente che la provincia ha il 78% di donne che sanno leggere e scrivere. Treviso 87, Conegliano 87. Fra i grandi centri Vittorio Veneto è il primo, 93. Questa scolarità femminile, che non è solo la scolarità della scuola elementare, si vedrà meglio nel 1935, quando viene aperto il liceo Flaminio. Quell'anno il 40% degli studenti sono donne. Come vedete, sì, anche non solo dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista sociale, economico e di presa di coscienza, Vittorio Veneto ha una marcia in più rispetto alle altre città. Marcia in più che si vede anche dal punto di vista sociale con questa brevissima sintesi di cognomi. Voi sapete che molti cognomi sono onomastici, cioè derivano dal nome del capostipite del fondatore. Io mi chiamo Tomasi perché derivo da uno che si chiamava Tommaso, ma tipo Toffoli, Zanon, sono quasi tutti maschili i cognomi onomastici. Qui a Vittorio però c'è una bella serie di cognomi matronimici, cioè che derivano dal nome della donna che è considerata capostipite, e tutti sono di documentazione antica. Sono della Coletta, della Giustina, della Mora, della Libera, Tarsia da Tarsilia, è un cognome, Uliana da Giuliana, Zanette da Giovannette. Il cognome è attestato le prime volte come delle Zanette, quindi erano 2 o 3 sorelle. E in particolare Tarsia, che è un cognome che è durato fino al Novecento, è attestato a Ceneda dal 1470 circa, quindi come vedete antichità notevoli. Ecco, direi che può bastare, chi è interessato sa dove andare a trovarsi tutto il resto. Grazie. Un ringraziamento particolare anche alla segretaria del premio, la signora Nicoletta Piccin. Bene, passiamo la
voglia di sentire musica, di sentire emozione con maestra Federica Lotti. È un pezzo che è stato eseguito da me in proprio prima esecuzione assoluta a Venezia 2 settimane fa. È stato quindi scritto da pochissimi mesi. L'ho ricevuto i primi di gennaio. Il compositore si chiama Riccardo Vaglini, è un mio collega del Conservatorio Benedetto Marcello e è stato scritto per una certa occasione di un convegno sul Giappone che si è svolto appunto in sinergia di Conservatorio, Accademia Belle Arti, Ca' Foscari e Fondazione Levi a Venezia. E perché vi dico questo? Perché, come sentirete in questa manciata di minuti, poco più di 2 minuti, quindi non impressionatevi, è molto breve, in realtà la tela che c'è dietro è una brevissima composizione tipica della poesia giapponese, l'haiku, scritto da una donna, che è un haiku moderno. Non sto adesso a dilungarmi sulle caratteristiche che deve avere un haiku, che però è brevissimo. Deve avere delle regole metriche particolari che nelle lingue occidentali, quindi anche in italiano, è suddiviso in sillabe, in realtà sarebbero le more, ma lasciamo stare. E quindi la struttura è 5-7-5 in sillabe. Questo appunto è un haiku moderno, lo potremmo definire appunto urban haiku, che dice questo: apro la posta, zigzago le mail, ci sei, forte sospiro. Il brano sentirete che unisce il suono del flauto con la voce dell'esecutrice che dice e canta alcune delle sillabe di questo haiku. Il titolo del brano è l'ultimo verso, forte sospiro, e verrà accennato appunto come atto finale conclusivo di questa breve composizione.
Grazie Federica, veramente, perché ci hai dato un mondo nuovo che molti di noi non conoscevano. Grazie. Bene, entriamo nel vivo. Iniziamo la cerimonia di premiazione per quanto riguarda la poesia. Partiamo dai primi, subito, così togliamo la curiosità delle persone. Chiamo qui al palco Renata Casetta Polese con il motto di Victoria Nobis Vita. La motivazione della poesia, indubbia competenza dell'autrice nel padroneggiare il ritmo e la sintassi. Una lirica, guardami, tratta dal colloquio con la notte, che sembra avvolta da un'aura sacrale, quella dell'amore rivelato con delicate immagini prese dal proprio quotidiano femminile, dove la parola efficacemente plasmata si abbandona con metafore incisive e piene di fascino ad una visione intimistica tra desiderio e sentimento. Guardami, guardami con gli occhi dell'amore, quando il tempo, Signore della vita, avrà segnato il mio viso. Sorreggimi con la forza dell'amore, quando stanca ed indifesa avrò paura della mia ombra e inciamperò su un fiore. Parlami ora con la voce dell'anima e con infinita tenerezza dimmi ti amo ed io sarò ancora una volta bellissima. Consegna il premio l'assessore alla cultura di Vittorio Veneto, Antonella Uliana. Ecco qua la sorpresa di questa scultura bellissima, raffinata, nuova, originale di Sara Marchetto. Il titolo dell'opera è In sospeso. Le pagine della vita sono tutte bianche, pronte a ricevere una parola, un sospiro, un ricordo, un amore o un dolore. Grazie. Togliere le parole alla signora Casetta Polese. Va bene. Grazie. Seconda, con il motto Barcollo ma non mollo, Rossana Guerrera con la poesia Senza rumore. Consegna il premio l'assessore Antonella Caldart alle politiche giovanili, alle pari opportunità. La motivazione: l'efficacia poetica della lirica senza rumore poggia sulla maestria della padronanza della parola, sulla capacità di condurla nuda alla pagina per accentuarne il valore autonomo ed espressivo. Una parola sapientemente dispiegata e suggestiva, bilanciata da un considerevole controllo della versificazione e del ritmo.
Il testo danza su uno stato d'animo senza tempo, senza rumore, dove l'unica emozione, cesellata, è il voler decifrare il buio del tormento tra labbra dischiuse che pericolosamente tacciono. Sono passi lievi quelli che ad un certo punto ti accompagnano e mani stanche dalle dita dunque si stringono come edera, quasi a non voler mollare la presa. Sono sguardi spenti quelli che ad un certo punto ti guardano e occhi persi, quasi vacui, si fissano in specchi immaginari, quasi a voler ritrovare se stessi. Sono sorrisi infermi, quelli che ad un certo punto ti lacerano e il cuore perde i suoi battiti, cercando di non fare baccano tra le linee esangui di labbra dischiuse che pericolosamente tacciono. Secondo esequo, con il motto La regina di Agnasca, la poesia Ammonite di Giuliana Casagrande. Consegna il premio l'assessore Michela Cesca di Tarzo. La motivazione. La poesia Ammonite appare all'inizio descrittiva, con l'immagine della conchiglia fossile in una lastra del marciapiede, ma attraverso il rincorrersi di versi lucidi, incalzanti, in cui lo sconforto parla con un lessico potente e metaforico, si apre un'interpretazione sempre più intimistica della poetessa, fino a toccare la vertigine di un logos dolorante, racchiuso in un guscio di solitudine. Occhi a terra, mente in apnea, cammino all'ombra dei portici, in una lastra del marciapiede, la sezione di un'ammonite. Conchiglia fossile, spirale avvolta in vortici concentrici, circonvoluzioni cerebrali, arrotolata in me stessa, avvitata in ripensamenti, ripiegata in un guscio di solitudine, sprofondata in intimi sedimenti. Anch'io sono pietra, ammonite inclusa nello sconforto, invisibile ai più e da passi inconsapevoli calpestata. Brava. Grazie, Giuliana. Seconda ancora esequo, con il motto Luna tesa, secondo Serena Dal Borgo. La motivazione, anzi premia l'assessore di Colle Umberto, la dottoressa Alessandra Covre. La motivazione.
L'anima dell'autrice si inserisce discreta ma decisa nello scandagliare e interpretare le emozioni profonde della realtà che la circonda, alla scoperta del sole buono che apre al valore della vita. La partitura poetica del componimento secondo rivela una voce lirica personale ed autentica, che si esprime con opportune scelte lessicali, velatamente simboliche, ed accorte pause e spezzature, con le quali viene scandito il ritmo del proprio vissuto. Nella casa buia ho atteso il sole per giorni, come se dovesse nascere dalle mani di mia madre, lontana, come se il caldo uscisse senza il nero. Mia vita, mano nera senza più vita, mia mano minima, molle mimosa, mia foglia, mio tutto. Ho atteso il sole buono nel buio di quell'amaro lontano per giorni. Brava, complimenti. Terza classificata con il motto Mens sana in corpore sano, la poesia Rivoglio il tempo di Giovanna Casagrande. Il premio la dottoressa Chiara Zanette di Cappella Maggiore, assessore alla cultura. La motivazione. Una visione intimistica giocata su 3 strofe costruite in modo incalzante e dispiegata sulla suggestiva figura del tempo. Un tempo perso, rubato, cercato nella caverna dei mostri. L'arcano dell'esistenza, le domande e l'imperativo, è tutto compreso in quel rivoglio il mio tempo, che rappresenta il valore autonomo della suggestiva significazione della poesia, che poggia su un abile controllo della parola. Un tempo c'era il tempo, e noi, tu, io, gli altri. Tempo per pensare, lavorare, amare, soffrire, guarire. Tempo per riposare il corpo e la mente e per stare a tavola davanti a una fumante pietanza, a uno spezzatino con le patate accompagnato da vino profumato, magari rosso, con le briciole sulla tovaglia di bucato e già macchiata. Un tempo c'era il tempo per godere dell'ozio misurato e renderlo poi fecondo e operoso, tempo per guardare negli occhi la vita e la morte, accorgersi che chi ti sta accanto è un guscio di inesplorato mondo. Chi ti ha cucito la bocca col filo dell'indifferenza? Chi ti ha reso cieco col rovente ferro? Chi ti ha reso sordo con raffiche di inutili parole? Rivoglio il mio tempo. Andrò a riprenderlo prima o poi, fosse anche nascosto nella caverna dei mostri che l'hanno tradito, umiliato, imprigionato. Rivoglio il mio tempo, anche solo per essere sola. Terzo esequo, con il motto La gatta che sussurra alla luna, la poesia Ore piccole di Annalisa Bonato. Premia
il presidente dell'associazione Ceneda, Aldo Bianchi. Sei tu? Sì. La motivazione. Versi di un lirismo intenso, quelli di Ore Piccole, in cui il labile uso del ritmo e della sintassi si manifesta nella compattezza della costruzione che rende coinvolgente la situazione poetica. La scrittura essenziale della poetessa amplifica le suggestive immagini in cui attesa e colore si fondono per proiettare un delicato quanto profondo anelito d'amore. Ottimo equilibrio tra senso, suono e ritmo. Buio, silenzio, ore piccole ormai, e ripiego delicatamente la realtà del giorno in frammenti di ardesia, lanciati contro il cielo della notte nell'attesa di un sogno che mi porti da te. Una pausa musicale che Federica Lotti ci dona, ci offre. Come terzo brano che suonerò, che serve appunto per distanziare un pochino la poesia da quello che seguirà, cioè la letteratura, eseguirò lo stesso un brano piuttosto breve, però molto molto intenso, di un compositore molto famoso, Claude Debussy. Questo pezzo nasce come musica di scena, cioè andrebbe letto un testo, è una pièce teatrale, mentre c'è questa cosa musicale che è diventato poi un capolavoro del repertorio per flauto solo. È il dialogo fra due ninfe e entrambe parlano del dio Pan, il dio delle selve, il dio della natura e della libera espressione sensuale. Una delle due ninfe esprime, siccome è corteggiata e vagheggiata da Pan, esprime il suo timore, non vuole essere presa da Pan. L'altra racconta invece come le altre ninfe che sono state già possedute da Pan hanno questa magica vivezza espressa in vari modi, e alla fine la ninfa timorosa dice appunto: Pan, io non ho più paura di te, ti appartengo. Quando c'è questa scena, il flautista non si deve vedere perché è nascosto da un paravento, il che, come potete immaginare, oltre a non avere la vista dell'esecutore, c'è anche un po' l'effetto di lontananza, perché in realtà è il dio Pan che suona da una grotta. Allora io adesso approfitterei, è un'idea che mi è venuta adesso, in genere quando lo eseguo in concerto effettivamente lo eseguo senza essere vista, mi metterei là. Così voi sentirete questo suono lontano, potrete tenere gli occhi chiusi o aperti e immaginare quello che volete.
Passiamo ora ai racconti inediti. Primo classificato. Premia la dottoressa Silvia Della Coletta, presidente del Circolo Vittoriese Ricerche Storiche. Donne di penne Elisa Simeoni con il motto Dona le ali. Con la motivazione: per aver evocato la metamorfosi di un amore che nasce, si consolida, si vive come corpo in sé e fuori da sé. Un amore che dapprima si fa presenza umana e poi si rende eterno in altre forme, come il muschio verso nord, dove il sole non fa la sua volta e i raggi attraversano lo spazio senza accecare. Con una scrittura originale, personale e coinvolgente e una lingua intima, l'autrice tocca corde profonde e invita ad alzare lo sguardo per vivere nel mondo. Certo. Sì. Grazie. Con il motto "Riprendiamoci la vita, la terra, la luna e l'abbondanza", Sonia Vigna con il racconto Nonno Nogaro. Premia la signora Nicoletta Piccin. Ritira il premio? Sì. Per aver raccontato il rapporto inscindibile fra la creatività umana e la natura attraverso lo sguardo di meraviglia negli occhi di un ragazzo. Con una scrittura legata al realismo magico, l'autrice ha reso protagonista la figura del nonno e con essa il valore delle eredità che riceviamo. Secondo classificato ex aequo, con il motto Specchi d'acqua per la luna, Nicoletta Della Giustina Il Baule. Premia la presidente del CIF Vittorio Veneto, la signora Maria Grazia Zamberlan. Ah, è sotto e allora la presidente dell'Associazione Artistico-Culturale, per inciso, la maestra Anna Zaramella. E perché mi ha detto? Aspetta. Perché mi ha detto? Ah, la signora premiata. La Nicoletta Della Giustina. Allora, è arrivato in ritardo. La motivazione è: per aver riacceso, attraverso una viva e commossa ambientazione, il ricordo nitido e avvolgente del viaggio di due bambini su un calessino dal paese alla stazione di Vittorio Veneto, per ritirare il baule del padre emigrato che sta per tornare. Con una lingua che segue i moti dell'anima, l'autrice ha scelto come protagonista un oggetto nel solco della memorialistica che identifica negli oggetti la presenza umana pur nell'assenza fisica. Vabbè, l'applauso ci sta, anche se purtroppo non c'è. Sì, la Nicoletta c'era, sì. Niente. Terzo classificato, con il motto Le emozioni elevano l'anima,
Senza titolo, Adriana Paolucci. Premia, in rappresentanza della Lilt di Vittorio Veneto, la signora Silvana Caputo. Dopo facciamo, dai. Dopo. La motivazione è per aver tratteggiato con immagini incisive la tempesta interiore che attraversa la vita di una giovane donna nel momento di decidere il suo futuro e la tempesta d'acqua che allaga la sua casa. Con una lingua che rincorre il tormento interiore, il tumultuoso succedersi degli eventi, il prevalere finale della quiete, l'autrice ha percorso la via della simbiosi tra parola, stato d'animo e natura circostante. Ora passiamo ai libri editi premiati. Primo premio, Alessandra Guolla, con il libro Il sapere seducente dell'apparenza. Premia la maestra Anna Zaramella dell'Associazione Culturale Per Inciso. Con la motivazione, Alessandra Guolla scrive per esprimere ciò che è. Fusione mistica e carnale, ossessiva e tormentata, fissata, fotografata nell'istante, in cui il valore simbolico della sua vita assurge a mito per decidere di non cadere. Le sue poesie, raccolte nel libro edito Il sapore seducente dell'apparenza, sembrano dettate da un forte impulso della sua anima ingorda, da un bisogno quasi irrefrenabile che parte dall'intimo sofferto e melanconico. Le parole, potenti di tocco e di colore, rivelano una sensibilità acuta, attenta alle metamorfosi sensuali nel variegato svolgersi dell'anima nel mondo. Grazie. Secondo classificato del libro edito, con il motto Barcollo ma non mollo, Rossana Guerrera, con il libro edito 37. Premia, in rappresentanza del comune di Revine Lago, la signora Elia Segat. La motivazione: le poesie di Rossana Guerrera dichiarano la potenza e l'originalità dell'ispirazione fin dal titolo del libro, 37. Una scelta felice quella del gioco poetico ed astrale, in cui le figure delle carte rimandano al mondo dell'astrologia, della numerologia, in una sorta di cartomanzia lirica fatta di salite, di discese, di baratri, di scalate, di cadute e di cime, per svelare la condizione spirituale dell'anima della guerrera. Le poetiche riflessioni si imprimono di un sentimento intenso di appartenenza, di catarsi, che coniugano spessore di vissuto e morbidezza profonda nel declinare i tratti e i toni dell'esistenza che è più forte e tenace di noi. Le strofe incidono con maestria espressiva e vibrante di immagini simboliche, di figure esoteriche, che vogliono sconfiggere la sofferenza e ritrovare la voce della pace interiore. Io volevo semplicemente ringraziare, perché io sono una senedese doc e quindi questo è un regalo per me, un premio che
mi emoziona più di qualsiasi cosa perché lo vinco a casa mia e quindi sono strafelice. Grazie, grazie di cuore. Presidenti delle associazioni, Una parentesi, mi stava dicendo il Presidente, per quanto riguarda un omaggio per la collaborazione ai presidenti del Circolo Vittoriese Ricerche Storiche, la dottoressa Silvia Della Coletta, prego. Perché devono andare via, hanno degli impegni. Alla Presidente del CIF Vittorio Veneto, la signora Maria Grazia Zamberlan. Alla Presidente dell'Associazione Artistico-Culturale per inciso, la maestra Anna Zaramella. Alla signora Silvana Caputo in rappresentanza della LILT di Vittorio Veneto. Bene, riprendiamo la premiazione con questo momento di suspense. Terza classificata libri editi, Ada Cusin per un libro di prosa. Premia il dottor Tomasi. Prego. La motivazione. Il titolo del libro è Una foglia incastonata nel ghiaccio. Per aver rievocato una sofferta storia familiare e individuale di emigrazione, di ritorno negli anni 30 del Novecento, con uno sguardo e una lingua attenti, profondi e delicati. La ricostruzione storica e ambientale, unita all'efficace scrittura dei dialoghi e delle relazioni tra i personaggi, fa emergere la figura di Lina Campagna, la protagonista, figlia di un emigrante di ritorno al paese d'origine e sorella di un oppositore al regime fascista che, dopo aver subito violenze fisiche e materiali, sceglie di isolarsi dal mondo e vivere circondata da innumerevoli foglie. Tre premi Giovanni Severin da Roma, una cesta. Sì, e gli diamo anche il libro della signora perché è di storia, un libro storico. La menzione speciale per la narrativa dei ragazzi con il libro Il portatore, Simona Lapucci. Premia, questa volta possiamo chiederle, Federica Lotti, se può premiare questo libro meraviglioso di narrativa per ragazzi? Grazie. La motivazione per aver raccontato con ricchezza di immagini e leggerezza di stile una storia di formazione, quella di Nick, ragazzino solitario e pauroso, destinato a essere il portatore di una misteriosa chiave. Scegliendo le coordinate del genere fantasy, l'autrice coinvolge il lettore nelle avventure del protagonista, che attraverso il superamento di numerose prove con la guida di una figura immortale come il mago Merlino, si scopre più sicuro di sé perché ha imparato a credere nei suoi sogni. Il libro. Come non c'è il libro? Simona.
Grazie Federica. Fuori programma c'è un riconoscimento a Luigina Polentes. È qui? È con noi? Luigina Polentes è una donna, una signora dai 1000 talenti. Pittura, musica, maglia, poesia, racconti, e ha omaggiato con la sua poesia quel teatro che da una vita l'ha vista solcare il palcoscenico, la bravura di memoria soprattutto, con la poesia teatro. Il teatro è meraviglioso, mette in scena gli stati d'animo mantenendo le distanze dalla vita vera. È una scuola di emozioni, come le fiabe per i bambini. Sforzo vero dell'uomo per dare significati alla vita. Entrare in un teatro, vedere spegnersi le luci, sentire accendersi un silenzio profondo. Si apre il sipario. È magia. Entri in un altro mondo. La sala piena toglie ossigeno ai polmoni dell'attore, ma il suo cuore accelerato lo garantisce fino all'ultima battuta. Premia l'insegnante Nicoletta Piccin. Bene, il dottor Giovanni Tomasi viene nuovamente chiamato, ringraziato ed omaggiato per la splendida lezione che ci ha dato sui cognomi e sulle figure femminili. Senti, io non capisco più niente cosa vuoi. Bene, ora passiamo all'assegnazione dei diplomi di partecipazione. Stefania Coral, per la sua partecipazione al concorso, è presente? Daniela Mestriner, Antonella Pianca, Bianca Marin, Loris Bernardi e Anna Maria Citino. Purtroppo non c'è perché è mancato il papà proprio ieri l'altro e quindi si trova in Sicilia. Bene, ancora una volta le note della maestra Federica Lotti. Per concludere con la musica, con un brano di un compositore non molto famoso, che conoscono forse solo i flautisti, Siegfried Karg-Elert, La sonata appassionata, un pezzo scritto nel 1917, che ho scelto per concludere il mio piccolo contributo musicale di oggi, essendo che parla di passione, una caratteristica che unisce molto spesso noi donne, una vicenda personale del compositore. Riconoscerete probabilmente gli stati d'animo della irruenza della passione, il ricordo di un amore felice che però purtroppo non finisce, non c'è un lieto fine. Con questo vi ringrazio dell'attenzione e sentiamo la sonata appassionata.
Brava, brava, bravissima. Allora, innanzitutto vi ringrazio, però vorremmo ancora avere davanti al tavolo, scusate la mia voce, gli assessori che hanno dato una mano qui per questo concorso, naturalmente, per favore, e anche i presidenti delle associazioni, tutti qui con noi, per favore. Prima di uscire, naturalmente, sotto c'è un bellissimo rinfresco di cui abbiamo ancora una premiazione da fare perché sarà arrivata troppo tardi. Allora, nel ringraziare di vostra collaborazione, vorrei che mi aiutate a dare un premio, siccome la cesta è grande, e vorrei darla a quella magnifica signora. A Federica Lotti. Tutti insieme. Tutti insieme. Ah beh. È stupendo, è stato donato. E la primuletta, se la vuoi, tesoro. Ecco. Dobbiamo dire qualcosa, vista la collaborazione? Avete voglia di dire due parole? Buonasera a tutti. Beh, il nome l'avete già sentito prima perché da settembre sono la nuova presidente del Centro Italiano Femminile di Vittorio Veneto e devo dire che sono felicissima perché una nostra associata ha vinto il primo premio di poesia, Renata. Quindi una nostra associata. Dunque, è con piacere che in occasione di questo incontro in cui si considerano, valorizzano e premiano le capacità espressive delle donne, io possa presentare e far conoscere la nostra associazione, denominata brevemente CIF. Il CIF è nato nel 1944 per dare il contributo femminile alla rinascita dell'Italia attraverso la partecipazione democratica, l'impegno per la promozione umana e la solidarietà verso il prossimo più bisognoso. A quasi 80 anni dalla sua fondazione, il CIF è ancora presente in modo vivace e capillare su tutto il territorio nazionale. È un soggetto autonomo rispetto ai partiti politici e a qualsiasi altro movimento e opera nell'assoluto rispetto dei valori cristiani e della Costituzione italiana in vista del bene comune. Stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni, enti e associazioni. In questi ultimi anni, per via dell'anzianità crescente delle iscritte e della pandemia,
Alcune aderenti non hanno più potuto partecipare, ma ci sono anche delle simpatizzanti che si aggregano alle uscite guidate che programmiamo per conoscere la città, la sua storia, l'ambiente, l'arte che ci circonda e presenziano agli incontri finalizzati ad approfondire temi e problemi della società attuale. Sempre fiduciose nel futuro, avremo piacere di avere nuove giovani forze nel nostro gruppo e pertanto vi invito a consultare il nostro programma e a partecipare agli incontri nella sala convegni della Biblioteca Civica, che ci è messa a disposizione dall'amministrazione comunale, alla quale va il nostro ringraziamento. Chi intendesse in futuro aderire all'associazione o anche solo partecipare ai nostri eventi, trova in calce al programma, che dopo appoggeremo sul tavolo, i numeri di telefono a cui rivolgersi. Grazie a tutti. Due parole di ringraziamento a nome della LILT, Lega Italiana Lotta contro i Tumori, presente qui a Vittorio Veneto da 25 anni. Anche la nostra è un'associazione a carattere nazionale. La nostra mission è diffondere la cultura della prevenzione come norma di vita per vivere più a lungo e nel modo migliore. La nostra associazione si occupa di prevenzione a 360 gradi, dall'inizio con corretti stili di vita, ricerca di malattia con la prevenzione di tutte le ricerche che si possono fare in merito e una volta incorsi in questa grave malattia poter sostenere chi riesce a venirne fuori. Con la LILT noi ci impegniamo in questa città ed anche in 14 comuni del circondario. Anche noi aspettiamo volontari, potete conoscere tutte le nostre iniziative con Facebook, quindi LILT Vittorio Veneto. Grazie. Grazie. E vi ringrazio molto. Grazie Allora, a tutti. Ci sono... Ah no, manco scusatemi. io. Visto che si sono presentate loro, le finalità e lo scopo dell'Associazione per Inciso sono quelle di divulgare arte, poesia, musica e pensiero nel segno della qualità per aprirsi a un mondo dinamico e costruttivo nella cultura e al confronto di esperienze letterarie di varie ispirazioni. Il nostro lavoro è quindi dare voci, segni e parole a una realtà del patrimonio artistico e culturale del nostro territorio. Grazie. Bene, volete portare il saluto anche voi? No, vi ringrazio. Un attimo ancora, vorrei ringraziare la signora Carla, che è quella che ci ha assistito in questa meravigliosa Ecco, grazie, è quella che ha collaborato con noi per fare tutta questa cosa. Grazie Carla. Bene, penso di potervi dire, Ona, che sotto c'è un rinfresco, un brindisi insieme, Certo, o ho sbagliato ancora? Ma non solo, signora rimanga con noi un attimo venga. Vorrei ringraziare la Paola Vacalebre naturalmente e la Piccin, angeli custodi di questo concorso. Grazie a voi. Vi avremo forse stancato un po'. La prossima volta in meno tempo vi assicuro. La Tenda TV, facciamoli un bel applauso, sempre presente. Un grazie grande. L'informazione. Quindi premiamo la Paola.
Ecco a lei, con la solita margherita, la solita prendi, e premiamo la Piccin. Ecco qua. Non si può fare tutto. Vi ringrazio molto, ma vi aspetto sotto che stiamo preparando un bel brindisi per tutti. Grazie a tutti quanti, grazie.